Cosa ne penso dopo l'ultimo episodio violento ieri a Monfalcone con l'accoltellamento? C'è secondo lei una violenza diffusa che potrebbe diventare endemica con protagonisti anche cittadini stranieri? Parliamo anche di Trieste e di tanti altri luoghi. Sicuramente la presenza e gli ingressi irregolari aumentano il rischio di atti di violenza. Vediamo anche cosa è successo a Udine, per esempio, e su questo ci preoccupa. Non a caso devo dire che in grande accordo con le prefetture e con le questure ci sono degli interventi molto importanti per il controllo del territorio, dall'altro stiamo cercando anche di mettere in campo delle misure preventive e su questo stiamo lavorando anche come Regione e con istituti di ricerca per capire anche come intervenire. Quindi è necessaria la repressione e chi fa demagogia e dice non serve la repressione mente. È necessario siccome anche la prevenzione. Come risponde a Serracchiani che dice che servirebbero 2 miliardi per rimettere in piedi le province? E come vede lei la situazione visto che si aspettava l'approvazione della norma in Parlamento? Io parlo per il Friuli Venezia Giulia, in realtà noi le risorse economiche e di personale abbiamo già stanziate con l'EDR e abbiamo visto che anzi gli interventi dell'EDR sono maggiormente ed economicamente diciamo, vantaggiosi per le casse pubbliche, perché quando è stato centralizzato tutto in regione sono aumentati i costi e questa è una responsabilità molto grave e sono peggiorate le risposte. Io ho visto, mi ricordo benissimo quando siamo arrivati con le UTI, gli interventi di manutenzione nelle scuole totalmente fermi. Oggi fortunatamente si è andato avanti, vogliamo le province elettive perché crediamo che gli eletti e gli enti debbano rispondere ai cittadini. E su Serracchiani che insomma allude a uno spreco economico nella restaurazione. Non risulta, io ho visto anche degli studi dove per esempio i chilometri di strada gestiti dalle regioni o dalle province è drasticamente più basso il costo delle province, quindi qua si è fatto una demagogia sulle province. E le elezioni in Germania danno una prospettiva per un'Europa più forte? Io mi auguro che la Germania si possa rafforzare a queste elezioni, che ci possa essere una maggioranza stabile, perché una Germania che ritorna a crescere è una Germania che ovviamente dopo condiziona direttamente molti paesi europei, tra cui la Germania. Pensiamo soltanto a tutte le nostre imprese che sono fornitrici dell'industria tedesca. Oggi purtroppo la Germania è in difficoltà e mi auguro, veramente faccio in bocca al lupo alla Germania che possa tornare ad essere quel paese che conoscevamo.